Proseguono i controlli dei carabinieri di Agrigento volti a garantire la sicurezza nelle località estive più frequentate, sia per chi decide di passarli nei molti locali del lungomare, sia per chi preferisce spenderli nella tranquillità delle proprie abitazioni. I militari dell'Arma della stazione del Villaggio Mosè, nel corso di vari controlli presso il ristorante al Viale delle Dune, hanno scoperto che era in corso una serata musicale per cui non era stata richiesta la prescritta autorizzazione. E grazie al supporto di ARPA Sicilia i militari hanno anche accertato che l'impianto acustico superava il livello di rumore previsto, arrecando il disturbo ai residenti nelle zone limitrofe. Il proprietario del locale dovrà ora affrontare una sanzione amministrativa per le violazioni in materia di pubblici spettacoli, rischiando la chiusura dello stesso locale in caso di una nuova violazione. I controlli dei carabinieri di Agrigento non si fermeranno allo scopo di garantire che soprattutto durante i fine settimana si viva un momento di divertimento e di festeggiamento svolti nella massima sicurezza, nel rispetto del riposo e del relax dei residenti di San Leone e delle aree della Movida.